la qui presente contessa era un po' duretta. Era 100 anni arreare, e poi ha rimuddato e diventato molla da debolezza. Ma poi ha finito col cedere pure lei. Sì, Bellissimo. sì. Io, se ero duretta, aveva 1000 volte di ragione. Sentiamo chi sta dalla ragione. Che ci passava sopra il mio fratello e principe di Cazzalò? Casador, contessa Casador. Scusate, Ah, principe, questa contessa che sbaglia tutti i cognomi. Sì, sa come non la fare finire. ho Tenta. sbagliato. Erano padroni di fare ciò che volevano. Ma io, la contessa del piede... Dupere, contessa, Dupere. Scusate, principe, dopere cu dicono i zavordi. Noi altri nobili diciamo del piede. Mi pare che qui la contessa abbia ragione. E in effetti, dov'è chi lo dice? Quelli in mezzo alla strada. Sentiamo stavo Sto giù per il broccolo. Dunque io, la contessa del piede, apparentarmi con una ballerina. Questo solamente mi faceva stare in attitudine di sospinzione. E muccava pinnole. Ma poi, sentendo che la ragazza aveva buoni principi e fini, ho detto: ebbene, sia fatta la vostra volontà. Ed io vi ringrazio con la faccia a terra. Ecco servito. Signori, lo accettate un pasticcino? Sa, noi a casa mangiamo sempre pasticcini. Già. Ah, per 6 anni che non ne vedo uno. Non l'ha visto mai. Ma comunque, questa forza figliuola, quando ce la farete conoscere? Ma ora subito, accomodatevi. Viaggio! Comandi, cavaliere eccellenza. Viaggio! Vai a chiamare subito mia figlia e digli che ci sono gli apparenti del suo Edoardo. Ma subito. Vedrete, è un angioletto. Sì, e poi balla divinamente. Poche volte l'ho vista, ma so che balla meglio delle ballerine di Parigi. Ma si dice a Parigi, principe? A Parigi? Ma io conosco più Parigi che Catania. Fratello, diglielo, quante volte siamo stati a Parigi? Diglielo. Una volta o due. Per caso. Ecca signorina. Ma Giuzza, Mia cara figlia, bacia la mano ai tuoi nobili apparenti. Obbedisco. Figlia mia beata, tu ci hai accoltomi la tua fastosa dimora, io ti accolgo fra le mie braccia. fratello, Sì, fammi accogliere anche a me. accogliamola assieme, fratello. Carissima nipote. Mi sta piacendo questa accoglienza ogni momento. È una graziosa fanciulla. Saranno una coppia invidiabile. I parenti del tuo Edoardo acconsentiscono al matrimonio, sei contenta? Contentissima. Dopo il matrimonio di mia cugina, dovete pensare a maritare anche me. Se no parlo e scomino tutte cose. Oh, la berichina! No, è un intercalare che ha. Quando non gli conviene qualcosa dice: guardate che scommino tutto! Certo, contessina, si penserà anche a voi. A proposito, Marchesino, giorni fa mi diceste che vostra zia, la moglie del qui presente principe, era ammalata. Ma come sta? Male, molto male. Malattia di petto, inguaribile. Si è ridotta una schifezza, non capisce più nulla. Ieri sono venuti due... Quattro. Ieri sono venuti Quattro. Ieri sono venuti 8 medici da Londra e dalle Americhe. E dopo averla visitata mi dissero: caro principe, non ci pensate più a vostra moglie. Ella non ha
né polmoni né fegato. Ah sì, un po' di fegato, ma è poco, troppo poco. Non ci basta manco per farlo fritto con la cipolla. Sì. Bene, dopo averla visitata ancora, dissero: se la milza si mantiene, potrà campare qualche altra settimana. Ma è difficile, perché la milza sta già per putrefarsi. Sì. Poverina, fa proprio compassione. Sì. Però da dire tutte queste bestialità, cercatele. Però mi piace il carattere del principe. Sì. Aveva una moglie mezza morta e non se ne una pena. Io sono sempre così, di buon umore. E poi cosa si deve fare? Si campa una volta sola. È morta una moglie, che se ne sposerà un'altra. Che bel carattere, che bel carattere. Sgrecioso. Ecco, io vorrei dirvi una cosa, ma non so come la prenderete. Ma dica. Parlate su Ho via. paura di offendervi. Ma no, dite. Ecco, siccome oggi è l'anniversario della nascita di mia figlia e la devo solennizzare come si deve, avevo ordinato al cuoco di preparare un piccolo pranzetto. E potevo sapere da voi se posso avere l'alto onore di... Sì. Ma no. Sì. Ma sì. Ho paura che vi offendiate. No, non ci offendiamo, spifferi. Parlate. E allora, spiffero? Sì. Lo dico? Sì. Ecco, potrei avere l'alto, Sì. superlativo onore Sì. di invitare l'illustre, nonché innominata, nobile famiglia. Ecco, se ne andavo. A pranzo. No! Ma Lo sapevo che si prendevano, lo sapevo. Non siamo abituati a mangiare. A mangiare con persone che non sono del nostro rango. Ecco, certo. Ma tuttavia, se la contessa qui consentisce. Ma per me fate voi, basta per una casa. Allora cosa dite, contessa? E per te? Accettiamo! Bene, accettiamo. E allora vado subito da quella parte ad ordinare. Scusate, ma allora dove si mangia? No, quando si mangia? E come si mangia? Con le mani, con le forchette? Subito! Vado a ordinare al cuoco di preparare la tavola con 7 cuperte. Che copette? E questo cavolo, come a fare che copette? Oh, ma che se no, ma che copetta come a fare? Ma cosa c'entra? Cosa avete capito? Avevo voluto dire che farà preparare la tavola per 7 posti. Ora cercate di non esagerare. Ma no, esagerare, stiamo esagerando una... Sì, state esagerando. Non si preoccupasse. Principe. Sì. Marchese. Contessa. Ma che gioia che mi sta dando oggi. Ma vi fa veramente piacere che noi mangiamo oggi qui a casa sua? Tanto piacere, molto piacere. Bene, allora per farvi piacere ancora di più, mangeremo qua anche domani. Domani? Sì, Dopodomani? Anche una settimana. 2 settimane. Anche un mese. 2 mesi. Anche 6 mesi. 1 anno. Anche 2 anni. E grazie, mangeremo da lei per 2 anni. Ma quando stavamo? Ci diciamo fa tutta la vita. Dobbiamo farlo scoprire fra un po', molto stante. Cavaliere Eccellenza, scusate, vi è fuori una persona che desidera parlarvi. Ma non vedi che sono occupato? Vi è fuori la principessa di Casador. La principessa di Casador. Mia zia. Ma è impossibile, ma vi ha detto proprio così. Sì, signore, ma vedete come pallida. Pare una morta, non si fida manco di camminare. Ancora a cominciare nel zocco digestivo. Ma come? La principessa, quella che non ha né figoto né polmona, e vai non cameranno. Qualcosa di serio può succedere. Con permesso vado a riceverla. Ma
Ma che se non lavate nessuna roba d'un gordo che stanno trovando l'anima devastonata. Sì, ammonino. Ma no, ci deve essere un equivoco. Ma che equivoco non trovo trovo spiegazione. Ma cazzo, si tratta delle fracturate lignate. Adesso doveva venire tua zia. Ma no, mio non può cuore mi essere. diceva Andiamo di là, Angelica, andiamo di là. tu vuoi fare la testa mia. Papà, scappavo per te. Sì, ammonino, Sì, ammonino. così combinati sta pareva non ci pareva muraggio. Che ne sai come pareva E non musica camminare, cabana, ammonino. Cabana. Piano, principessa, piano. Faccia piano. Siamo arrivati, piano. Si accomodi. Siamo consumate, non sappiamo. Pasquale, lo vedi sto qui è? Grazie dell'aiuto che mi avete dato. Muriu. Principessa. Ma principessa. Ma come è venuto in mente di uscire? Voi che siete tanto malata. Ecco, qua ci sono i vostri nobili parenti. Come? Un so. Oh, carissima cognata! Belle brudizie, che sapete fare, Belle, veramente. Cara cognata, ci è sembrata proprio strano questa vostra visita. Con la malattia che avete, vuol dire abbreviarsi la vita? Da non ammazzare, serpe velenosa. Prego. Te ne faccio passo. Sì, è vero, cara cognata. Io non dovevo uscire di casa. Ma che volete? Mi sono vista sola e abbandonata da tutti. Così ho detto, già che devo morire assolutissimamente, voglio morire fra le braccia del mio durato consorte in mezzo ai miei parenti. Almeno Dio ci ha bene. Sì, lo so che voi poco mi curate e che aspettate con ansia la mia morte. E sapete però come si dice? Morte desiderata non viene mai. Questo è poco ma è sicuro. Se aveste avuto un poco di infizione più mia, dovevate dire: povera principessa, ma che farà a casa tutta sola? Noi intanto ci divertiamo, mangiamo, scioffiamo. E quella povera principessa resta a casa, digiuna. Ma è digiuna? No, ma carissima principessa, ma se siete digiuna è perché il medico vi ha proibito tassativamente di tastare magari l'acqua. Lo so, però io adesso mi sto sentendo più meglio perché mi ho mangiato 2 uovi duri con un gozzagno di pane. Una colazione leggerissima, principessa. Tanto per avere la forza di venire qua e vedere la bella sposina. Ma è consumata. E poi sono venuta per parlare con mio marito, il principe. Dov'è il principe? Ma dov'è? Voglio parlare con lui di un affare molto importante. Dov'è? Aiutatemi a cercarlo. Ai. Piano perché mi tremano i gambi. Ai, quando queste gambe vengono, questa è l'ora. La vostra morte, Anne. Che ogni sera mi vengono i confessioni, i dolori, la tosse, l'affanno. Quando queste gambe vengono, quando quasi. Perciò scavaffo. Però sapete quando mi passa? Quando io poi vedrò mio marito il principe. Ma dov'è mio marito il principe che ci devo parlare? Principe. Ma siete lì, la stavamo cercando. Ma vi è caduto un baffo? Sì, è una calvizie momentanea. Vostra moglie vuole parlarvi. E io non ci voglio parlare. Oh,
caro marito mio, Oh, tesoro. Tesoro, vieni qua. Vieni, stai dare Abbracciami. una fraccatellignata, vieni. Vieni qua, come che non mi dice niente, No, ma che te dire? Ah, Che te dire? ma perché questa meraviglia? Questa sorpresa? Certamente io ancora non ero morta, Purtroppo. vero? E tu, caro principe, ti eri dimenticato della tua principessa? Ma no, poc'anzi si parlava di voi, carissima consorte. Ho capito. Qua ne sono soverchio. Meglio che vi lasci. Sì, difatti mi farebbe piacere restare qua sola con il principe. Sono mazzallignate. No, ma i miei parenti, mia sorella e mio fratello possono restare. Sono appunto parenti. Dice bene il principe. Sì. Ma fra poco anch'io sono della famiglianza. E quindi per ora fate il vostro compito. Grazie. A che prego nella nostra famiglia. Pasquale, piglia. Ma ne cavolo, Lasciatemi stare. A quanto pare non mi piace io che io vengo qua, vero? Perché la mia sono masticalo mia. Don Pasquale, sua tata Giabbanna. E tu, Tano, tu ambortosa, te mucci. Ma che vi credevo che a casa restava cane, serva vostra? Pure stava in A voi era stato ordinato di fare tutto? Gianni, chi ne deve venire a Cadingia? Ecco. Alla fine si trattava di una paradionna. È tutto su inferno. No, una paraionna che però io avrei stato a diune e dice fino qua, in allegria. visto che ne abbiamo mangiato. Ma che te pare, Che te pare che noi oggi qua siamo a villeggiatura, Siamo andati in villeggiatura. Meschina. Qua si tratta di lavoro. E tu non ci potevi venire. E io invece venni e te festai a festa, t'avvessai. Ma state muta. State muta. Ma poi che te mettiste? Che te come ti vestiste? Che pare in carne a lavare. Ma te vestiste? Ma levate queste cose, levate. Senti, a signoria principe dei mastuale, badiamo a come parliamo perché sennò... Se no chi? Muta che qua non siamo in casa tua ma siamo in casa di signori. Ma io che si sta muta? Tu? Cosa sta muta? Disse che io sta vita non voglio fare più, per causa tua mia, mi pignorare tutte cose, per causa tua. No, gioco da non mi sta contribino. niente. No, gioco da Ma sempre contribino. una cosa, ma sempre così pigna, ma state muta, ma come non ci leva mano, ma un pigna. Pezzo e rucciolama, state muta, perché fa conto che tu un gesto tembole. Prima a te e poi tutto per l'altro. Ah, ti ne pare perché sei lontano? Io mi paro magari vicino, ti dico. Fermate, comandare, ci scombiniamo tutto così. Ma io una cavalluta di chi da È morto! La principessa! Principessa! La figlia! Sì, guardateci voi. Principessa! Ancora innamorato. No, Principessa! Ah, quale principessa è condessa, pezzo di muccalapone? Io sogno Mariannina costurera. E sto quattro sciangate, sa, caso quattro morti di fame. Uno è Dantano scrivano, l'altro è Don Pasquale, usa l'assatore, già specifico vecchia già è sa moglie, e già signa, già morta, già è sa figlia. Io. E voi siete un pezzo di muccalapone, capite? Sì, signore, si misero d'accordo con Macchesino e sa figlia e si fecero passare poi patria e pozzino a Macchesino. E avvecchia pasto un chiso. Ma io non posso credere! Mi piace credere, pezzo di muccalapone! Muccalapone! Che tu fa un principe? Che tu fa un barone? Scià! A contesa! A ta muore tutte ballando, pezzo di fragite casite! In quanto a te, a Pudicenedda, cerca di buttare mezzo 47 lire, perché ti faccio fare un viaggio spedito che non danno più io, a Camposanto tamani! Tu capisci, pezzo di Lazzarone, imbroglione, siete un po' più da superbe e morta da fame, se! Superbe e morta da fame! Moro, Angelica, Biagio, Vincenzo, Carmela. Papà, che cosa ti è successo? Angelica, ma come hai potuto? Come? Non affrontato chissà mia. Ma cosa è successo? E voi? E poi fate vinti! Braglioni! Avete preso il fango e l'avete stivagato in casa mia!
No, Manco. io non me ne vado. Se ho messo su questa finzione è perché amo follemente Angelica e me la voglio sposare senza il consenso vostro e quello dei nobili apparenti. Nobili e superbi! Papà, ma noi ci amiamo. E si vede. Ma se, no, cavaliere, ancora non si vede, ma si vedrà, cu tempo si vedrà. Moto state. Tu sì! Carmela, Che tu ci sta a fare? Carmeluzza, Pezzo da leone! gioia! Ah, ma che potesse ne gioca nei No, devo scappare. Carmeluzza, Cammaluzza mi chiamo ora! sì, 10 anni lontano da moglie, senza curare da cellule morte! 10 anni senza farmi utilare dopo la creatura da mia figlia! calmati, Non è mia figlia, devo mia figlia! calmati, Devo mia figlia! calmati che ti spiego tutto cose, ti spiego tutto cose. Che? Tu sei curata! No! Devo mia figlia! Ma vuoi diventare vedova? Vuoi diventare? Ma sì! Ma vedova allegra! Comandante cavaliere più lenta. Mi sento ma padre, Qui è capace? Mi sento ma padre, Qui è sto piccirino! E allora io cos'ugno? Papà, tu sì. Figlio, gioia, Mi disse qui è sto piccirino! tuo figlio è Filippetto, nostro figlio è Filippetto. Che ha fatto bello! L'hai andato a Cuzzola. Figo! Dammi un bassonetto! Ma voi qui che siete? Ma come che sogno? Che da maggiuzza, con il petto! Dammi il bassonetto. Ti perdono. Grazie, mamma. Papà! Papà! Verbante. Papà! Vi devo dare un'altra notizia. Io amo follemente la contessina qui presente. E la contessina ama me. Intanto, chissà qui è. Sì, cavaliere, è mia figlia. Chi è nostra figlia? E ti innamorassi tutto d'un coppo. Sì, tutto in corpo. Avemi semmenzo che siamo zitti. Ah, Ma figlia. stai attento. Si vedrà. Scusate ora, cavaliere, ma io dico, ma non credo che mancate di parola che ne rasto. Stiamo che mangiamo, che ne sia per 2 anni. Ma certo. Oh, meno male. Non è che credo che mancate di E allora parola. facciamo una cosa. Sì. Cominciamo da dolce.